Giustamente alla luce anche un po' di quello che scrivono i nostri telespettatori, ma che l'interesse è fondamentale, ma è una cosa importantissima. La tenuta dei canali irrigui, primari, secondari, eccetera, è fondamentale, quindi questa benedetta pulizia non è cosa da poco, perché giustamente il direttore diceva non è che sono pochi chilometri di canali, sono veramente tantissimi, per cui tenerli puliti è fondamentale. È possibile votare per delega? Mia madre ha 89 anni e non può muoversi, grazie. Anna da Padova. Beh, no, nel caso specifico, allora, la votazione deve essere fatta per intestazione, quindi se l'intestazione della cartella, la prima intestazione è della signora, della mamma della signora, purtroppo non può delegare, la delega doveva essere fatta entro una certa data e quindi presumo che non sia stata fatta e quindi oggi lei non può recarsi a votare per delega. Tra l'altro molte persone anziane sono anche quando parliamo del settore dell'agricoltura, sono ancora intestatari di... Sì, e quindi non votano non in fascia 1 ma magari in fascia anche 2 o 3, no? Sì, in quei casi là è scritto nella lettera in cui è arrivata a casa la votazione per delega e quindi vi è la possibilità, nel caso di cointestatari, di modificare l'intestazione e quindi diventare il primo intestatario della cartella e quindi come tale... Della cartella, quindi non è intestatario di tutti i beni? No, della cartella del consorzio. Ecco, quindi questa in particolare però sono cose che possono essere interessanti. Allora, tenuta dei canali irrigui, quanto è determinante e quanto è in competenza anche degli agricoltori stessi, quindi fin dove arriva il consorzio? Ecco, il consorzio arriva sulla rete primaria, ovviamente, dove ci sono i canali di competenza del consorzio. L'altra parte, non meno importante, ovviamente devono svolgerla i proprietari dei terreni. Accudire i terreni e assicurare lo scolo, lo smaltimento delle acque in eccesso è un dovere a cui dovrebbero provvedere direttamente. Ovviamente provvedere tutti i proprietari e tutte le aziende agricole. Ovviamente questo noi lo vediamo per quanto riguarda le aziende agricole, è una cosa già insita all'interno del loro DNA. Nel momento in cui abbiamo dei proprietari che svolgono agricoltura per hobby o comunque come attività secondaria, questo succede un po' di meno. Ricordiamo che esiste un regolamento di pulizia idraulica. Ah, c'è proprio, quindi questo è importante. E questo è di competenza delle varie amministrazioni comunali. Quindi, siccome il consorzio per il quale lei si candida, qui adesso qua appunto vediamo l'importanza di andare a votare eccetera, comprende delle zone molto diverse una dall'altra, veramente particolari. La zona dei colli accennava all'importanza di portare appunto la possibilità di irrigamento fatto in modo particolare eccetera, anche nelle zone più in alto, no? Che magari hanno delle problematiche. Un attimo che leggo il messaggio. Secondo voi i consorzi di bonifica possono subire ingerenza da parte della politica? Se sì, quale, quella nazionale o locale? Beh, insomma, fa bene il nostro telespettatore a chiarire questo aspetto. Sicuramente sì, cioè sicuramente qualsiasi momento in cui si va a votare oggi per i consorzi di bonifica e domani per altri enti strumentali, probabilmente sicuramente possono avere ingerenza dalla parte della politica. Ma vedete, proprio per questo motivo, le tre organizzazioni CIA, agricoltori italiani, Coldiretti e Confagricoltura si sono messi insieme per scardinare questo aspetto, per dire alla politica fare un passo indietro. Siamo presenti le organizzazioni professionali con i propri amministratori, con i propri agricoltori per amministrare i consorzi di bonifica. L'acqua non ha colore, e quindi per questo motivo le organizzazioni oggi si mettono insieme per governare il territorio. Abbiamo fatto anche uno sforzo in questo senso, che non è cosa di poco conto, assolutamente. Ecco, dicevo, opere irrigue, quindi, al di là di questa sui colli, quali sono le opere irrigue in tutta l'area, il bacino, diciamo, di competenza? Beh, le opere irrigue di manutenzione sono parecchie, adesso non stiamo qui ad elencarle. La progettualità appunto del Consorzio Adige Euganeo ha in portafoglio questo grande intervento del tubone. Ricordiamo che forse è anche l'opera più grande, sarà l'opera più grande mai realizzata all'interno del Consorzio Adige Euganeo nell'ultimo ventennio, quindi stiamo parlando di un progetto che Ma quest'acqua viene prelevata da altre parti? Quest'acqua deriva direttamente dall'EB, quindi è acqua pulita,
e salta praticamente per una ventina di chilometri quel tratto che dal punto di vista dei PFAS è più inquinato e quindi viene portata l'acqua che è acqua certificata e sana. E quindi risolverebbe un problema di non poco Risolverebbe conto. uno dei tanti problemi, ecco, e non è cosa di poco conto, insomma. Quindi... Assolutamente. Il consorzio non valuta la qualità proprio dell'acqua, non è di competenza del consorzio. Ma assolutamente no, cioè, la qualità dell'acqua non è di competenza del consorzio di bonifica. Il consorzio ha la mission è quella della bonifica e quindi quello dell'irrigazione, quindi sulla qualità non può intervenire. Deve intervenire però il consorzio di bonifica sulla quantità dell'acqua, sulla gestione dell'acqua. Se oggi noi stiamo parlando delle falde che sempre più riducono la loro portata, beh, io penso che il consorzio di bonifica, uno dei compiti del consorzio di bonifica è quello di garantire l'atteggiamento dell'acqua nelle falde. Lo abbiamo detto la scorsa settimana, sul consorzio Brenta c'è il progetto Democrito che dà la possibilità di rimpinguare le falde dell'area del Brenta e quindi dell'area dell'Alta Padovana, in cui ci sono i pozzi dell'atto e quindi ci sono i pozzi che prelevano l'acqua e che danno all'interno dei bacini e quindi all'interno dell'atteggiamento dell'acqua e quindi delle varie strutture l'acqua potabile ai nostri cittadini. Quindi però per dare questo dobbiamo capire anche che le falde devono essere tutelate. Per questo il Consorzio Brenta ha questo progetto che dà la possibilità di intervenire direttamente sulla falda e quindi rimpinguare la falda con acqua pulita e acqua buona. Ecco, tra le questioni, lei appunto accennava poca acqua a portarla sui colli, perché tanti pensano adesso vabbè, acqua in abbondanza, è successo di tutto e di più, però arriviamo poi a primavera-estate in cui l'acqua proprio non c'è. E tanti dicono ma perché non si provvede a delle casse di contenimento, a dei depositi di acqua, insomma perché non si fa qualcosa invece che lasciarla poi arrivare al mare e disperdere. I consorzi hanno questa competenza di tenere in valutazione anche questo aspetto che poi è nell'interesse stesso dell'agricoltura, perché l'agricoltura è purtroppo la prima che ne ha risentito nei momenti di carenza idrica, anche quest'estate non è stata cosa da poco conto. Certo, come progettazione il Consorzio Adige Euganeo, come il resto dei consorzi presenti in Veneto, da anni sta progettando e sta effettivamente realizzando dei bacini di laminazione, dove appunto c'è la possibilità di... Quindi si stanno facendo? Si stanno facendo, esistono già. Il problema dell'acqua nei colli è che purtroppo dobbiamo alzarla. E quindi dobbiamo portare l'acqua a determinate altezze. Non è una cosa da poco, infatti il progetto era nato qualche anno fa, temporaneamente è stato messo in un cassetto perché comunque c'era un dispendio di energie e di finanziamenti che era molto ingente e quindi era stato messo a punto. E adesso perché dovrebbe essere tirato fuori? Dovrebbe essere tirato fuori perché anche la Regione Veneto ultimamente si è resa conto che le eccellenze della provincia di Padova, in questo caso stiamo parlando della vitivinicoltura e olivicoltura dei Colli Euganei, vanno preservate. Cioè queste biodiversità vanno comunque valorizzate. Quindi non va lasciato l'agricoltore in mano preservate, esatto. Assolutamente sì. E quindi se gli agricoltori hanno questa marcia in più che è data dalla possibilità di effettuare degli impianti a goccia e quindi la possibilità di ottimizzare l'acqua, e non stiamo parlando di impianti che sprecano, assolutamente, stiamo parlando di impianti che garantiscono un risparmio idrico di almeno il 25-30% rispetto ad altri tipi di impianti. Caspita, assolutamente non è cosa di poco conto. Esatto, quindi i vitivinicoltori di quell'area ne hanno assolutamente bisogno. Non dappertutto, ma ci sono alcune aree dei colli che necessitano appunto di questi interventi. Questa parità di finanziamenti, cioè finanziamenti da parte della Regione, non dei privati? Assolutamente, cioè chiederemo assolutamente contributo da parte della Regione e del Ministero ovviamente delle politiche agricole. Cos'altro è bene dire prima di chiudere anche questo capitolo e di lasciare i nostri telespettatori a ricordarsi, appuntarsi che domenica si va a votare? Che l'acqua va dall'alto in basso e quindi noi questa politica anche
delle dighe, ma questa politica anche delle vasche di contenimento lo dobbiamo dire anche ai nostri amici del Trentino, perché i nostri amici del Trentino vi è sempre quel progetto importante che è la diga del Vanoi, che noi dobbiamo sollecitare non solo il Veneto ma anche il Trentino per l'applicazione, perché l'acqua, come dice lei, ha ragione, nel momento in cui ce n'è tanta la dobbiamo trattenere con le dighe. Allora anche i nostri amici del Trentino devono capire che l'acqua non è un problema loro perché dall'alto va in basso e quindi è un problema nostro, ma se è un problema dei cittadini italiani e quindi del nostro territorio, della nostra area, devono farsi carico anche loro della parte di intervento e quindi dare la possibilità oggi di fare quelle benedette dighe che noi per anni stiamo discutendo, da più di 30 anni che stiamo discutendo e che non ci vengono date. Quindi per questo motivo chiediamo con forza anche questo. E quindi l'importanza di mettere insieme i 10 consorzi, l'importanza di governance insieme dei consorzi di bonifica vuol dire anche questo, e quindi fare anche delle vasche di laminazione che permettono, nel momento in cui c'è tanta acqua, di portarle in queste vasche. Penso che sia un elemento importante di coordinamento di tutti i consorzi, coordinamento di tutti i territori. Per questo motivo noi il 15 dicembre la lista Coldiretti C Agricoltori Italiani Confagricoltura si presenta nei 10 consorzi e con forza chiediamo un contributo e un voto ai nostri concittadini. Ecco, qua vedete appunto la scheda come votare, per dove votare informatevi direttamente nella busta che avete ricevuto a casa. Tutti coloro che pagano i consorzi di bonifica hanno ricevuto questa busta con le cosiddette istruzioni per l'uso, quindi se l'avete messa lì sul tavolo apritela, perché dà delle importanti informazioni. Dal momento in cui poi si paga per i consorzi di bonifica è bene sapere che ruoli hanno, cosa fanno, chi se ne occupa e chi soprattutto si propone per gestire per altri 5 anni i consorzi. Quindi certo. Ogni anno sappiamo che ci sono 2 periodi almeno di criticità, è bene che siano gestiti al meglio e nel modo più competente possibile. Detto questo, Davide Battipaglia, candidato consorziale di Giugano, in bocca al lupo. Quindi per questa cosa. Maurizio Antonini, grazie di essere stato qui con noi, di averci illustrato le caratteristiche. Naturalmente nel sito della CIA si possono trovare tutte le informazioni, giusto? Certamente, ma anche nei siti dei vari consorzi di bonifica. Quindi ognuno ha un proprio consorzio di bonifica appartenenza, certo. Si possono trovare tutte le informazioni necessarie. Grazie ancora, ecco qua la lista che la vediamo in modo che tutti si ricordino che domenica, quindi tra qualche giorno, si va lì ad apporre il proprio voto, a votare. Noi con la CIA, e poi tra l'altro unita col Diretti e Confagricoltura, abbiamo presentato la valenza di questa nuova lista unica per l'agricoltura, ma che si coordina con il territorio e la cittadinanza civile. Grazie ancora e buon proseguimento.